ancora Max quasi nell'accenno di UE, questo è il primo salto, il primo, quello più difficile. Penso benissimo a dare vita allo spettacolo proprio, quindi a sfoderare i trick delle figure che lo sanno fare. Pronto nuovamente in posizione Carlo Caresana, vediamo gli ultimi accordi con il compagno di squadra Ivan Zucconi. Attendiamo intanto anche l'arco di Max Bianconcini che si porta nuovamente per dare così inizio a questo primo appuntamento firmato da Woods. Subito Max Bianconcini, andiamo Carlo Caresana, iniziano a scaldarsi i nostri tre riders, ancora Ivan Zucconi, ed eccoli allora pronti per un velocissimo e clamoroso però applauso, e pronti soprattutto per la presentazione. Allora pubblico di Roma, facciamoci sentire per il primo pilota presente in sella ad una onda all black, il marchigiano Ivan a centro atterraggio da Vigevano, solo in 23 anni, un grande pilota oltre che un grande amico. Facciamoci sentire fuori le mani per Carlo Caresana! E infine, come vi ho già preannunciato, già in sella la moto nuova, quindi occhi puntati sulla KTM che arriva da Bologna, uomo backflip, ce lo farà vedere più tardi. Si rappresenta anche alla Coppa del Mondo Yatavik Surf, sulla voce per Max Bianco! Ok, l'abbiamo fatto scaldare, l'abbiamo presentato, adesso non resta che iniziare a dare vita al primo appuntamento. Ricordiamo gli orari, uno giorno alle 17:30, l'ultimo alle 18:30. Domani nell'arco della giornata. Adesso non tagliamo in chiacchiere, osserviamo questo primo appuntamento firmato da Monte Sim. Andiamo in Supercannella, subito bene per Max Bianconcini, lo segue la Yamaha di Carlo Caresana in art attack, nuovamente pronto è il marchigiano che porta il nome di Ivan Zucconi, subito in art attack anche lui, qui ci vuole già il secondo giro, quindi nuovamente pronto Max Bianconcini, la sua nuova KTM, occhi puntati quindi su Max Bianconcini, school per Max Bianconcini. Andiamo allora con Carlo Caresana, Biker riesce a stendersi perfettamente con i piedi sotto il manubrio della sua Yamaha. Carlo Caresana, ecco intanto Ivan Zucconi deve grab per raccogliere la. Stiamo seguendo molto il nostro tre rider e la Bianconcini pronto per ricominciare con il grande spettacolo quale è il Motocross. Nuovamente in double art attack Max Bianconcini, il turno porta dell'onda di Ivan Zucconi, davvero eseguito alla perfezione. Il trick da parte di Ivan Zucconi, nuovamente la Yamaha di Carlo Caresana, UEFA anche lui, la UEFA anche per Carlo Caresana, quindi nuovamente ci vuole l'applauso dalla mia destra, dalla mia sinistra, l'applauso. Lo spettacolo di freestyle motocross, e intanto Max non vi spinga il casco, quindi più forte non lo possiamo fare di più, facciamo di più lavoro, facciamolo, l'applauso! Facciamoci sentire per Max Bianconcini, Ivan Zucconi, Carlo Caresana pronti nuovamente per continuare con
i loro trick, le loro figure. Diamo il via a Ivan e Turconi, quindi che come vi dicevo tra brevissimo vedremo installato da Yamaha. L'auto squadra, scusate l'errore, è stato il Banger, veramente attenzione dal nostro giovanissimo pilota e andiamo un po' nel fallo in un whip ancora Carletto Veneziano. Vediamolo che rompo, seconda marcia inserita via verso la rampa di lancio, Mattia c'è tutta la backflip qui, dove facciamo che si lancia sempre anche alla Coppa del Mondo, come vedete lo sta dimostrando in più occasioni, davvero perfetto. Andiamo ad ora a osservare la Yamaha di Carlo Caresana, vuole vedere anche lui grande emozione, come lo farà questa volta, è lo tsunami di Max Biancocchini, di nuovo Roma per Max Biancocchini, nuovamente gli occhi puntati in centro area, pronti per osservare la rappresentativa del Zucconi, potrebbe Attaconi, naturalmente manca ancora il terzo pilota presente, il quale è Carlo Carzana dava la distanza per via del vento, qualche salto nullo in più, non è facile purtroppo. E qua mi sembra proprio avanti da Concini, quindi vediamo se riuscirà a regalarci nuovamente il trick, non fa con una seconda web sia Concini, quindi lo segue la onda di Berlusconi, direi non male che domani di Berlusconi passa oltre il valore della sua onda di Berlusconi, Berlusconi, questo ragazzo davvero giovane, pensate solo 21 anni, ma già capace di grandissime cose. Ivan Berlusconi, la tribuna, ci vuole l'applauso per Ivan Berlusconi, noi vogliamo sentire roba fuori con le mani perché davvero siamo per continuare. Salto nullo, vediamo se prova nuovamente, vediamo dietro Max Biancocchini, una bella corretto al limite, il bordo fuori per Max Biancocchini! Grande davvero, ha voluto nonostante il vento provare il backflip, lo ha fatto, lo ha corretto da dove il vento è andato là. Correggere la moto, scusate il termine, e quindi che dire che avevo un grande rider, lo dimostra ogni qualvolta, si porta in orseria la sua carriera, vediamo se riusciranno comunque, nonostante bene purtroppo, oggi la problematica del vento, oggi come ieri del resto, se proprio non dar tregua ai nostri eccolo quelli che si ricorda il Rama Max, salto nullo per sentire, si riporta quindi in Rama anche Ivan Berlusconi, vediamo se riuscirà, intanto lui prende forse un salto per buono per sentire sulla sua pelle il vento, e allora direi che siamo veramente costretti a fermarli, trova l'ultimo salto Carlo Caresana. Nuovamente Max Biancocchini che ci regala ancora una whip nonostante l'evento, chiude davvero allora adesso, bene comunque, purtroppo il vento, come vi dicevo, è veramente tanto, ultimo jump per Ivan Berlusconi che cerca, vedete, lei si poi trova comunque un coffin, vede comunque il 30, aspettiamo anche l'ultimo salto di Carletto Caresana. Vediamo se anche lui riuscirà. Allora nuovamente a chiedere l'applauso per le due figure, la sinistra, la destra, facciamoci comunque sentire ancora una volta, perché davvero hanno fatto il possibile per portare a termine, direi che sono riusciti.